Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizie dal Polesine, offerta dell'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Sponsor della puntata di oggi, la bottega dell'Acqua Viva, in via Po Vecchio 20 a Portoviro, spaccio di articoli ittici. Dalla Voce di Rovigo, prima pagina, il grande caos. L'Europa si suicida con i nuovi limiti e in tanti se ne vanno già dall'appuntamento. AstraZeneca, fatevelo voi. C'è la preoccupazione di Zaia. Ad oggi appena il 5,8% dei veneti ha completato il ciclo di vaccinazioni e dice Zaia, senza AstraZeneca sarà una tragedia. Il governatore è preoccupato, se sarà tolto mancherà il 50% della quota di vaccini. Primo piano Polesine, nella scuola la DAD e la didattica a distanza è terminata, superiori a parte. Si è tornati in presenza, famiglie contente, l'esercito degli studenti in classe. I dirigenti sono soddisfatti, rientro regolare, speriamo che non ci siano altre interruzioni. Sul fronte del lavoro, una ditta su due rischia di chiudere. Numeri nero, il turismo è devastato. Solo il 20% delle attività vede la ripresa nel 2021. Anche ieri proteste tra serrande alzate e finti mercati. Gelmini, qualcosa riaprirà dal 20 aprile. Speriamo. Infatti ieri c'è stata una mobilitazione organizzata dalla Confesercenti. La Confesercenti dice portiamo le imprese fuori dalla pandemia, misura colma, ora è emergenza. Il vicepresidente Vittorio Ceccato afferma non c'è correlazione tra contagi e chiusure delle attività commerciali. Rovigo, sangue e coltellate in pieno centro. Lite in casa per le spese. Un nordafricano viene colpito da fendenti alla schiena, l'altro straniero portato in questura è arrestato. Indagine ancora in corso. Sempre dal capoluogo, 330.000 euro in buoni spesa. Si amplia il fondo per il soccorso alimentare. Entro il mese di aprile l'erogazione. L'assessore Zambello dice abbiamo aumentato il numero delle famiglie e gli importi per le varie fasce di reddito. Voci per la libertà. Ecco i 10 cantanti big finalisti al concorso Amnesty International, dai Negramaro ai Maneskin a Michelin. In lizza anche Samuele Bersani, Eugenio Bennato ed altri. La finale a Rosolina il prossimo luglio. A giorni per Rovigo in diretta faremo l'intervista a Michele Lionello, art director della rassegna. Adria, c'è ancora polemica tra l'amministrazione e la minoranza. Bilancio con 70 milioni fantasma, lo dice Gino Spinello, appunto rappresentante del PD. La richiesta del governo è un pezzo di carta inutile, l'opera è di competenza ANAS. Il comune ha messo nel triennale una cifra ingente per la bretella della Romea. Sempre ad Adria, imprese, in collaborazione con la Croce Verde, ha allestito un centro tamponi con screening quindicinale. Il cantiere Vittoria è Covid free. Il presidente Paolo Duò afferma operiamo per la massima sicurezza del personale e delle famiglie. Delta, Porto Tolle, gestite male, vivificazione delle lagune e semina. Così è difficile. Proseguono le segnalazioni di grandi difficoltà da parte dei pescatori della zona di Scardovari. Taglio di Po, consorzio di bonifica, grazie ai fondi in arrivo dallo Stato, importanti opere contro la subsidenza. Su Rovigo in diretta abbiamo fatto un servizio anche sulle opere nel collettore padano-polesano che vi invitiamo ad osservare. Occhiobello, il vaccino te lo prenotiamo noi. Il sindaco infatti afferma abbiamo voluto essere vicini a chi non ha accesso alla rete. Il comune mette a disposizione il servizio per chi è meno tecnologico e garantisce assistenza gratuita. Intanto domani il centro riapre con oltre 200 convocati. Sport, calcio, Serie D, esordio del nuovo tecnico sulla panchina e successo casalingo contro il Chions. Il Delta di Gherardi parte bene. I padroni di casa si prendono i 3 punti con 2 gol nella ripresa. A segno Barone e Raimondi. Puntata finita, vi ringraziamo naturalmente per la fedeltà con la quale ci seguite. Vi ricordiamo che alle ore 11.50 e alle ore 14 siamo anche su Radio Diva, sulle frequenze di 94 e 100 e da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!